Ciao a tutti, eccoci a un'altra lezione di lingua napoletana in tempo di coronavirus. Un napolitana a lingua nostra. Questa è la lezione numero 009, sarà una lezione molto veloce perché parleremo dei francesismi nella lingua napoletana. Vedete il logo dell'associazione I Lazzari e vedete anche l'Institut Français de Naples, perché lo scopriremo dopo. Allora, cominciamo con un grande personaggio che è stato anche presidente dell'Institut Français ex Grenoble di Napoli, con questa sua frase: quando sono arrivato da cartesiano non capivo niente di questa realtà immensa. Dovevo passarci una notte, ci sono rimasto 10 anni, perché volevo capirla. Ci ho messo 7 anni. Questa realtà mi ha formato perché è di una ricchezza enorme. Jean-Noël Schifano. Grazie maestro. Parliamo dei francesismi e ricordiamo un attimo ciò che abbiamo visto nelle precedenti lezioni. Quindi la lingua napoletana da dove proviene? Proviene dal latino del Volgo come etimologia, ha anche il greco, dialetto dorico, la lingua osca per quanto riguarda la fonologia. Ma nella lingua napoletana ci sono anche le lingue spagnole e le lingue francesi. Vedete, parliamo di lingue, quindi non la lingua francese. Ecco qui, vedete evidenziato. Le lingue francesi, chiaramente, quindi abbiamo i due ceppi principali, che sono la lingua d'Oil, la lingua d'Oc, o il provenzale o occitano, una sviluppata nella Francia centro-nord e l'altra si sviluppò nella Francia meridionale. Quindi questi sono i due ceppi linguistici. Ovviamente oggi si parla soltanto il francese, quindi a livello nazionale è un'unica lingua. I francesi a Napoli arrivano in varie epoche. Vedete, 1137-1194 arrivano i Normanni, quindi per un periodo abbastanza breve. 1266-1442 il periodo più lungo in francese con gli Angioini. La piccola parentesi della Repubblica Partenopea con i giacobini napoletani ma appoggiati dai francesi, e poi l'ultimo atto dal 1806-1815 con Giuseppe Bonaparte e Gioacchino Murat. Partiamo dai Normanni velocemente, quindi abbiamo detto pochi anni. I Normanni, lo dice il nome, vedete Nordman, arrivavano dal nord dell'Europa ma si stanziarono in Normandia, in quella che oggi è la Normandia. Quindi quando arrivano a Napoli i Normanni già stavano in Normandia da quasi 200 anni, quindi si può dire che arrivarono comunque i francesi e non gli scandinavi. Ecco qui, nella lingua napoletana i Normanni hanno lasciato pochi vocaboli, innanzitutto perché il periodo è stato breve, quindi solo 57 anni, e anche perché poi con il tempo il parlare è andato sfumato perché è stato sovraffatto dalle altre lingue, delle altre popolazioni, chiaramente. Ricordiamo questi termini: avanella, napoletano, viene dal normanno renel, vedete, percià, che sarebbe il forare, perschier, lì c'è scritto forare in italiano, ma sarebbe perschier in francese, ronfà, che viene da ronfleur, ronfà, russare. Napoli-Angioina 1266-1442, quindi un periodo lunghissimo, 176 anni. Gli Angioini lasciano tantissimo in città, non solo come opere che ancora oggi vediamo in giro, cominciare proprio dal maschio angioino, quindi dal castello, ma lasciano anche tanto nella lingua. Il periodo in cui a Napoli c'è anche Giovanni Boccaccio, quello degli Angioini, dove tra l'altro trascrive anche in napoletano Boccaccio, quindi si diletta a scrivere anche in napoletano. Di questo ne abbiamo parlato nelle precedenti lezioni, abbiamo approfondito. I vocaboli del periodo angioino: avaias, accetta, l'accetta, fanacer, quando si dice fanacer, vedete, faire bon cher, quindi fa una faccia, fa una brutta faccia. Lynch sarebbe la stizza, l'odio. Omic, lo stoppino.
all'Ummà, a Giacchetta. Ecco un grande Stendhal che diceva: in Europa ci sono due capitali, Parigi e Napoli, frase che tra l'altro abbiamo sentito spesso e anche ultimamente dal presidente francese Macron in visita a Napoli. E tanto per renderci conto di quello che è stato detto, guardate nel 1650 la tabella demografica, quindi Napoli 400.000 abitanti, Parigi 325.000 e via via tutte le altre. Quindi le due città più popolose d'Europa erano proprio Napoli e Parigi. Parigi si contraddistingueva, lo vedremo dopo, nel 600 arrivano altre parole nel napoletano, pur non essendo un periodo francese, voglio dire, quindi nel 600 Napoli era vicerregno spagnolo, però comunque arrivano parole francesi, perché la Francia era una delle grandi potenze all'epoca, quindi vedete Acharamel, da Chalemel, che sarebbe la zampogna, Ushank da flank, o ciammellotto, che oggi non viene più utilizzata questa parola, ma era un tessuto di cammello o di capra, e poi questa parola che ancora oggi si dice quando si dice a una donna che sta che ha le mestruazioni, si dice teno marchese, e viene da marquise. Marquise in francese era marcare, quindi qualcosa di marcato. Nel Settecento, ecco qui, quindi le due città più importanti d'Europa sono Napoli e Parigi. Parigi è importante per le mode che lancia, per la cucina, per tante altre cose. Napoli lo è per la cultura, soprattutto per la musica classica. Napoli, città di tantissimi conservatori. E vedete, le mode parigine portano a Napoli, grazie anche agli ottimi rapporti delle due sorelle, le regine, Maria Carolina a Napoli, la moglie di Ferdinando, e Maria Antonietta a Parigi. Quindi grazie a queste amicizie arrivano tantissime cose dalla moda e dalla cucina. Piccola parentesi, Charles de Brosset diceva di Napoli, vedete nel 1700, Napoli è la capitale musicale d'Europa, che vale a dire del mondo intero, proprio per quello che ho detto prima, per i conservatori e per i tanti artisti che Napoli ha avuto in quel periodo. Ancora un altro francese che diceva di Napoli, parliamo di Donatien Alphonse François de Sade, diceva il tumulto e l'andirivieni quotidiano rendono Napoli una città popolata e piena di vita come Parigi. Quindi queste sono testimonianze proprio della vita dell'epoca. Guardiamo in quel periodo alcune parole, nel napoletano a sinistra, francese a destra, quindi vediamo il modo di scriverlo alla napoletana, au buffet, a brioche, au babà, au gâteau, quindi vedete com'è scritto alla napoletana, non scritto al francese, au raoult, au sartù, au sauté, croquet, soufflé, beignet, quindi tutti terminologie della cucina, ma non solo la cucina, vediamo anche dalla moda, au bijou, au franfalic, au tirabuchot, a boîte, au cummo, au monzou, a zandraglia, vedete dalle entraglie, o sciaraballa, mesca francesca, quando a Napoli diciamo sta facendo un mesca francesca, no? Un mélange français, sans façon, alla sans façon, cioè fare le cose sans façon, senza voglia. Ancora dal francese, o tup, o buttone, a spingola, a cazzetta, a tavuletto, o civra sarebbe lo strofinaccio da cucina, quello che viene detto anche a mappina a Napoli, si dice anche o civra.Nciarmà, guardate quanto è bello questo verbo,nciarmà, sta in charman, è in charmer. Chouchou, la trunchese sarebbe la tenaglia, no? Sciue, fa una cosa sciue. Ancora, vedete, a raggia, cioè la rabbia, a sarvietta, a mastressa, ecco, questo è un termine, quando uno dice che mi pare una mastressa, cioè colei che sa tutto, veniva da maitresse, la maitresse era la gestrice delle case di appuntamento, no? Dei bordelli, a pip, a panzè, a punessa, a lummà, o canz,
quando uno dice dammi chance, cioè dammi l'opportunità di fare una cosa, dammi il tempo, viene da chance. O filoche, cioè la frittata a filoche, o framboise. Chi di voi sa cos'è o framboise? I framboise in napoletano sono i lamponi. E concludiamo con questa bella scena, vi ricordate del film in cui Totò interpreta Felice lo scrivano, e commedia di Scarpetta, miseria e nobiltà. Don Pasquale il fotografo gli dice vai dallo sciacquettiere alla cantonata, quindi il francese sciacquettiere, e lui dice chi è questo sciacquettiero? Ti fai dare una bella buatta di pomodoro. Quindi guardiamo le parole, i francesismi prestiti dal francese nella lingua napoletana. Nelle commedie di Scarpetta ne troveremo veramente tanti. Chiudiamo con questa frase, parte Stendhal, parte da Napoli. Parto ma non dimenticherò mai né la via Toledo né tutti gli altri quartieri di Napoli. Ai miei occhi è senza nessun paragone la città più bella dell'universo. E lo diceva un francese. La raccomandazione è sempre la stessa, statevene a casa, restez à la maison, reste à la maison, e seguiteci sui nostri canali YouTube, profili Facebook, Instagram. Merci beaucoup, grazie assai a tutto quanto. Ciao ciao!